Diventano grandi che erano anche in tanti. Poi ti senti stretto, Qualcuno ieri mi ha chiesto, cosa direi alla preghiera? E ho detto quello che mi dirà il cuore, ma devo dire che il sentimento più forte è la commozione. Non tanto perché siete tanti, quanto perché è tanto l'amore che sento. C'è un bel passaggio, spero che uscito, cambierà. C'è un bel passaggio in Don Milani, chi mi conosce sa che io sono stato un allievo di Don Milani. Don Milani è stato il nostro sacerdote maestro che ha educato molti di noi preti. Don Milani è morto nel 67, per cui noi eravamo in teologia, quindi io dico di medico, di Don Ettore e di Don Salvatore, che sono venuti a farmi compagnia in questa Eucaristia. Don Milani ci ha educato, mi è rimasta impressa una cosa di Don Milani, ma molto tante altre anche. E una volta parlando dei suoi ragazzi diceva: vi ho amati più di Dio. E poi ha aggiunto: ma Dio non va per sottigliezze, per cui non è uno permaloso, non se la prende perché Dio amati più di Dio, anche perché è difficile trovarmi senza di Dio. Cardinal Martini era solito dire che non c'è atto d'amore che non sia atto religioso, per cui ogni atto d'amore, amare Dio, amare il fratello, non può essere una cosa che disturba Dio. Può disturbare l'invidioso, ma Dio per l'invidioso non può essere disturbato dall'amore per i fratelli. Bene, credo di poter dire con molta più umiltà di quanto potesse dirlo Don Milani, che io ho amato forse più di Dio i fratelli che mi ha affidato in questi anni. 30 anni detti così sembrano un numero, un lasso di tempo lunghissimo. Badate, non vi nascondo che mi sembra ieri, ma sono sincero, mi sembra ieri che sono arrivato qui, non mi sembrano 30 anni, perché poi so che 30 anni sono tanti, è quasi metà della mia vita, ne ho compiute 65 poco tempo fa, per cui quasi metà l'ho passata qui, però proprio mi sembra ieri che sono arrivato in questa parrocchia.